Ultimo appuntamento oggi della via degli Aromi qui a Baglio San Gregorio. Sì, si completa finalmente una tappa che aveva avuto inizio con Agrigento Capitale della Cultura, con la Via degli Aromi, il progetto, e si prosegue e si apre chiaramente invece con la possibilità ai cittadini di poter visitare quello che abbiamo realizzato in questo periodo. Qui effettivamente oggi possiamo dire che abbiamo messo in pratica tutte quelle che sono stati i temi delle 5 giornate di incontro che si sono fatti nei giardini della città. Ecco, lei ha spiegato un po' le vie degli Aromi che all'interno di questa struttura avete seminato, avete piantato. Sì, sono diverse erbe, chiaramente, tutte erbe aromatiche che fanno sempre bene, piacere, ma soprattutto questo passaggio sensoriale che è una cosa che ci distingue da tante cose, e poi il luogo magico che è Agrigento nel cuore della Valle dei Templi, all'interno della zona A, insomma, è questo quello che ce lo rende ancora più particolare, più pregevole. Abbiamo visto diversi luoghi della città essere interessati al percorso della via degli Aromi, luoghi particolarmente significativi. Tutti i giardini che abbiamo toccato avevano un significato e un senso, erano giardini particolari della città e noi come nuovo giardino ci volevamo accostare ad esso. Ecco perché avevamo fatto questo pensiero unitamente al comitato. Ecco, quale messaggio si vuole lanciare con questa iniziativa? Venite a trovarci e passate delle giornate meravigliose in armonia, spensieratezza e gioia. Ignazio Vassallo, agronomo, questa sera si conclude la Via degli Aromi qui presso l'azienda agricola Airone. Sì, questa sera parleremo del paesaggio agrario, delle vecchie tradizioni, del cibo buono, pulito e giusto e di come è cambiata l'agricoltura e di come sta trasformando il mondo, anzi l'ha trasformato il mondo, purtroppo in moltissimi aspetti in modo molto ma molto negativo. Ecco, questo è un po' un luogo magico, abbiamo visto che sono piantati diverse colture che fanno parte appunto della Via degli Aromi. Sì, la biodiversità, come sapete tutti, nell'agricoltura industriale, infatti si chiama agroagricoltura, e questa biodiversità ormai si è persa, monoculture, trattamenti intensivi, trattamenti con gli aerei, diserbanti a go-go, stanno portando alla distruzione, hanno già portato in alcune zone alla distruzione del suolo, delle acque e delle persone che pure ci vivono, malattie che tutti conosciamo purtroppo sono veramente molto gravi, però c'è una speranza che è l'agroecologia che stasera tratteremo. Giovanna Saieva, ultimo appuntamento oggi della Via degli Aromi che ha visto coinvolto la Saieva Onlus. Sì, oggi è l'ultima giornata, penso e credo che senza nulla togliere alle altre, una delle più importanti proprio perché la location, il luogo è l'azienda Erone che è stata anche il luogo dove si è svolto il progetto con i ragazzi. Qua i ragazzi sono venuti a piantare le piante, a fare la raccolta delle olive, a fare la raccolta dell'uva e tantissime attività, quindi noi siamo molto legati e affezionati a questo luogo che speriamo che sia un'agorà, no? Di crescita non solo per la Via degli Aromi e per i ragazzi ma per tutta la città. Che esperienza è stata anche da parte dei ragazzi, accompagnare i ragazzi, viverli qui in campagna? È stata un'esperienza straordinaria, intanto abbiamo potuto vivere la natura, abbiamo potuto vivere la libertà e questo luogo proprio perché è naturale ci ha permesso di vivere quegli aspetti naturali che invece in luoghi completamente diversi noi assolutamente non possiamo vivere. Ci ha messo a dura prova stare sotto il sole, camminare in campagna e quindi è stata un'esperienza dei sensi straordinaria. Toto Nocera, ultimo appuntamento della Via degli Aromi, ecco, lei ha accompagnato per i vari percorsi della Via degli Aromi, diciamo, le persone con i suoi racconti e con le sue interviste. Ecco, un bilancio di questa esperienza. Devo dire è un'esperienza molto originale, molto profonda, molto intensa, perché ci permette di avere un rapporto diretto con la terra, con ciò che produce, in particolare gli aromi. Questi aromi tanto bistrattati, tanto così lasciati stare, messi da parte, che in realtà hanno avuto e avranno un ruolo fondamentale sia nel benessere della persona, nella culinaria, in alcuni ambiti della medicina, tipo gli oli essenziali,
Diciamo che stiamo scoprendo un modo di stare insieme, di relazionarci molto ma molto intenso e originale, perché stiamo usufruendo del nostro territorio, riconoscendoci l'un l'altro, facendo parte di questo territorio di cui noi siamo orgogliosi di far parte, promuovendo non soltanto la terra e anche gli aromi, ma anche la capacità di stare insieme, promuovendo anche la capacità di stare con persone che hanno problemi, la capacità di interloquire attraverso il proprio corpo, i propri sensi, suonando, cantando, interrogando, raccontando, spronando le persone a esprimere qualche cosa che potremmo definire una micro storia che però nell'insieme crea la storia di tutto questo nostro territorio. La Via dei Aromi è veramente un grandissimo esempio di sviluppo territoriale di questa bellissima città di Agrigento. Mette insieme tutti i pilastri della sostenibilità, quindi economica, ecologica e sociale, includendo anche il nuovo concetto di salute, perché ovviamente attraverso la produzione di prodotti biologici, ma anche aromi, piante ad uso medicinale che noi possiamo raccogliere in questa bellissima terra, contribuisce non solo all'alimentazione della comunità, ma anche alla salute. Sì, è un progetto di un Fiorello Lecchiello, è diventata il 44 del dossier Agrigento Capitale della Cultura, è un progetto di terra, un progetto che fa conoscere la tradizione anche agroalimentare, qualcosa di meraviglioso, un angolo di territorio agrigentino che era abbandonato, oggetto di incendi, adesso invece è qualcosa di meraviglioso, ci sono 1400 ulivi, 50.000 essenze piantate di tutti i tipi, alimentari e non, e che dire, devo ringraziare gli organizzatori, ringrazio a prescindere tutto il mio staff di Capitale della Cultura, ma anche Emanuele Gianfrido, Lonlus, Isaievet e gli altri coloro che hanno avuto una parte per realizzare questo meraviglioso evento, un evento che peraltro non finisce domani, ma è un punto di partenza perché resterà qualcosa di meraviglioso al nostro territorio.